E allora eccoci qua con la nostra rubrica Memento, questa sera anche una nuova sigla per parlare delle cose da ricordare del nostro Veneto, Ermanno. Sì, allora Memento è sostanzialmente un promemoria che noi manderemo in onda ogni venerdì, dove ripeteremo tutte le cose trascurate, non compiute, le grandi incompiute del Veneto e tutto quello che ci è stato promesso fino adesso e non è stato mantenuto, perché talvolta a parlare di questi problemi è una cosa molto importante, però se noi battiamo sul chiodo, prima o dopo qualcosa succede. E stasera ne abbiamo anche un esempio. Certo. Ecco, uno degli argomenti di questa sera è l'ospedale di Padova. Certo, il nuovo polo della salute che dovrebbe essere realizzato nell'area di Padova Est, Padova San Lazzaro. Sì, questo è l'ultimo sito individuato, ma anche là sono successi dei problemi, nascono dei problemi e adesso ne parliamo. Certo, io infatti ho usato il condizionale. Con noi in studio abbiamo ospite il professor Giovanni De Riu. Buonasera, professore, già direttore della chirurgia vascolare all'azienda ospedaliera dell'Università di Padova. C'è sempre il punto interrogativo di questi terreni che il Comune deve ancora trasferire alla Regione. Il tempo passa, cosa sta succedendo, professore? Guardi, durante la trasmissione cui sono stato gentilmente invitato da Triveneti TV7 alcune settimane fa, ho dimostrato la mia scetticità e sono molto preoccupato che tutto sommato questo ospedale a San Lazzaro non vedrà mai la luce. Ho elencato alcuni indizi che mi fanno propendere per questa, diciamo, ipotesi nefasta e attualmente questi indizi stanno aumentando di numero e di consistenza. Beh, ecco, c'è da dire ad esempio che anche in questi ultimi giorni c'è stata una notizia che ha un po', come dire, fatto alzare le orecchie, no? Il direttore dell'azienda ospedaliera, Luciano Flora, che è stato ascoltato dalla Guardia di Finanza. Io non so le ragioni per cui il direttore Flora è stato ascoltato dalla Guardia di Finanza, spero soltanto che qualunque sia la causa non intralci ulteriormente l'iter della posa della prima pietra dell'ospedale. Ecco, io credo che la giustizia ovviamente farà il suo corso. C'è stato un precedente, a suo tempo l'onorevole Naccaratta aveva denunciato il sindaco o il comune, adesso non ricordo bene, o il sindaco Bitonci per quel che riguarda l'ospedale di San Lazzaro, poi dopo 2 anni era stata archiviata la pratica. Certo sono sempre cose che danno fastidio, della sabbia che viene buttata nella macchina del progetto. Però la cosa che più mi preoccupa è proprio il problema delle aree. Infatti la situazione qual è? La situazione è che la destinazione urbanistica dell'area del comune doveva essere variata in maniera tale da dar luogo ad una soluzione pronta per essere poi recepita al momento dell'inizio dei lavori o delle pratiche burocratiche dell'ospedale. È un cambio di destinazione d'uso dovrebbe essere, no? Si passa dal commerciale a scopo sanitario, diciamo, no? Direi che sì, parte commerciale, quella del comune, parte mi sembra di abilità, dovrebbe passare all'interesse pubblico di natura sanitaria. È stata inspiegabilmente, almeno io non capisco la ragione, non è che sia un addetto ai lavori professionista, però non capisco da cittadino semplice la ragione per cui è stata bloccata il cambiamento della destinazione d'uso. E questo è già
qualcosa che insomma fa sentire un po' di puzza, Fa pensare. sì, per usare un termine un po' colorito. Allora non c'è convergenza da parte politica né dalla parte diciamo della regione né dalla parte del comune. Mi sembra che il comune è quello che fa più fatica a entrare nell'ottica di accelerare i tempi. Ha ragione il professor Casen. L'altra gemello di questo blocco della destinazione urbanistica dell'area comunale si riscontra nell'area dei privati. I privati attualmente hanno un'area di 120.000 metri quadri, 12 ettari circa, adesso non sono esattissimo, che sono a destinazione attualmente commerciale e abitativa in questo momento, per tutta l'estensione dell'area. Chiaramente è stata proposta una perequazione urbanistica che permetterebbe di convogliare la destinazione commerciale abitativa in 20 ettari, con la cessione degli altri 100 ettari al comune. Ovviamente i privati, anch'io al loro posto farei lo stesso, questa incertezza, diciamo, chiedono delle garanzie al comune di un iter che porti poi alla conclusione della firma dell'accordo di programma con la regione. Il comune non vuol dare questa garanzia, che potrebbe essere, io ho consultato anche degli amici avvocati eccetera, una cessione sub condizione dell'area da parte dei privati, oppure come ha prospettato la regione, dalle notizie che ho dai giornali, anche Zaia sarebbe disponibile ad accettare l'area comunale dei 300 ettari sempre che ci sia una garanzia di recepimento dell'area dai privati e di consegna alla regione entro un limite di tempo. E quindi a questo punto, tra l'altro un'altra cosa che mi insospettisce molto è che mi dà quasi l'impressione che si voglia lasciare politicamente il cerino in mano ai privati. Infatti sul giornale sempre ho recepito un'informativa che è una dichiarazione del comune di Giordani stesso, che afferma che i privati non si fidano di Zaia. Secondo me i privati non si fidano del comune. Ecco, quindi il privato avrebbe il vantaggio, spieghiamo ai nostri telespettatori, di vedere, diciamo, valorizzata quell'area, pur che ridotta, viene valorizzata perché, nascendo vicino a un ospedale, tutti i servizi necessari e l'indotto dell'ospedale potrebbe valorizzare quest'area. Quindi, diciamo, una sinergia tra privato e pubblico in questo caso sarebbe positiva. Perché non ci si sblocca? Perché non si crea uno sblocco di questa situazione? Ci sono degli altri interessi forse? Forse si vuol provare un'alternativa a quest'area? Questo io non lo so, però mi rendo perfettamente conto che i privati, diciamo, se si fa l'accordo in due tempi con la regione, i privati lo cedono 2 giorni dopo, i privati hanno già ceduto l'area al comune. Tra l'altro questo vantaggio dei privati c'è, ma è relativo, perché già adesso i privati hanno su 120 ettari una destinazione urbanistica abitativo-commerciale. Quindi ovviamente nel caso che i privati cedessero, questo che penso io, sono un cittadino semplice, quindi non ho informazioni se non quelle che derivano dal mio ragionamento e dalla mia conoscenza della storia dell'ospedale, se i privati a un certo punto non vedessero realizzato l'ospedale per qualunque ragione dopo la cessione di 100 ettari e il mantenimento di 20 ettari su cui non possono costruire certamente 2 torri perché
avrebbero un valore soltanto se l'ospedale fosse costruito. Chiaramente gli conviene tenersi 120 ettari di area, invece che delle torri faranno delle villette, faranno certo, una destinazione diversa. Lo hanno già la destinazione urbanistica. Insomma, staremo a vedere. Allora insisteremo su questo su questa concetto cosa, anche certo. nei prossime trasmissioni, perché naturalmente Certo, continueremo a monitorare. Bisogna certo. dare credito al professor Kasen che questa iniziativa se si farà mai l'ospedale, ma guardi, allora troverà un posto, credito per aver contribuito un certo, po' anche certo. lui. Grazie, spero di non doverlo mai usare. No, adesso, guardi, io spero di sì, perché significherebbe che lo userei magari fra 20 anni. Quindi. Ah, benissimo, allora. Certo, ma guardi, adesso noi affrontiamo invece un altro tema, quello della metropolitana di superficie del Veneto, un'altra opera che tra l'altro non più tardi di un paio di mesi fa la Regione, l'assessore De Berti, ha detto questo progetto, questo piano ormai è superato, diciamo, procediamo in maniera diversa. Non più tardi di 15 giorni fa eravamo stati a Mestre, dove ci sono 2 stazioni della metropolitana di superficie, i cui cantieri erano iniziati nel 2009, poi si erano bloccati ed sono rimasti praticamente fermi per tantissimi anni. Bene, adesso, anche forse grazie anche al nostro servizio che è andato un po' a guardare in quest'area, la Regione, in accordo col Comune e Ferrovie dello Stato, ha stanziato 12 milioni di euro e i cantieri sono destinati a ripartire a breve. Oggi abbiamo incontrato l'assessore Elisa De Berti, che ci ha spiegato un po' che cosa sta succedendo. Insomma, ascoltiamo. Allora, visto le vicissitudini negative che ha interessato questo cantiere, abbiamo deciso, per riuscire a portarlo a termine, di suddividere l'appalto in 3 blocchi sostanzialmente. Visto che le risorse per poterlo completare ammontano a 14 milioni, 2 milioni li mette il Comune di Venezia e gli altri 12 milioni li mette la Regione, li abbiamo suddiviso in 3 parti. Una parte verrà realizzato con 2 milioni dal Comune di Venezia per quanto riguarda interventi di viabilità, poi ci saranno 5 milioni e 3 che verranno dati ad RFI per quanto riguarda finire le opere prettamente ferroviarie, e poi ci sarà una parte, 6 milioni e 7, di altre viabilità che saranno realizzate per conto di Regione Veneto da Veneto Strade. Ricordo che il cantiere è realizzato per il 70%, mancano sostanzialmente il 30% di opere che non siamo riusciti a portare a termine per le note vicissitudini che hanno colpito Costruttiva e Cotau. Insomma, confidiamo che sullo spacchettamento del cantiere riusciremo ad arrivare a conclusione. Allora, per quanto riguarda le progettazioni dei 3 appalti, Regione Veneto si farà le progettazioni per quanto riguarda l'intervento che dovrà fare Città Metropolitana riferita ai 2 milioni, sostanzialmente potranno andare in appalto nelle prossime settimane, quindi i lavori potranno ricominciare. Per Scaramanzia, se me lo concedete, questa volta non dico più il tempo in cui il cantiere finirà, perché sono sempre stata smentita, quindi per Scaramanzia non dico niente, però insomma stiamo monitorando e confido che potremo chiudere la partita non in un tempo lunghissimo. Noi naturalmente insisteremo e condurremo per mano questo cantiere e terremo informata la popolazione e i nostri telespettatori sull'evoluzione, perché potremmo dire che alleluia è successo qualcosa dopo la nostra inchiesta, e speriamo però che continui. Certo, e quindi che sia un passo avanti per la metropolitana di superficie, che per il Veneto è fondamentale, cambierebbe l'economia del Veneto, e che invece per vari motivi che abbiamo già discusso la volta scorsa si è fermata. Ecco, sul fondo vediamo la carta geografica
se vogliamo farlo quello vedere, che era, diciamo, dei della video metropolitana, illustrativi video. di quello che era il progetto, iniziale. certamente, un piano che prevedeva un collegamento proprio metropolitano a livello regionale, che prevedeva una progressione per fasi, ma appunto questo piano di progressione, insomma, adesso ha cambiato strada. Eccolo qua, il progetto che in Ciri, speriamo che vada avanti, perché l'infrastruttura, questo determina una capacità di diciamo, interallacciamento del territorio che è fondamentale. Ecco, invece chiudiamo questo nostro spazio di Memento occupandoci, Ermanno, anche dei risparmiatori truffati dalle banche, perché è cambiato il governo ovviamente e insomma ci sono delle aspettative. Non solo sono delle aspettative, noi abbiamo insistito perché questo problema non venga trattato alla solita maniera. Cioè, sei stato truffato, mi dispiace, sono affari tuoi. Finalmente abbiamo un governo, ma però bisognerà vedere se arriveremo alla fine di questo percorso, un governo che dice invece probabilmente noi ti daremo una mano per ritornare in possesso perlomeno di una parte dei tuoi soldi che ti hanno truffato delle banche che sembravano solide, che invece solide non erano. Prego. Ecco, sì, beh, noi, allora, il governo sono stati anche, dopo il governo sono arrivate anche le nomine dei sottosegretari, ricordiamo che tra i sottosegretari l'ex sindaco di Padova, Massimo Bitonci, sottosegretario all'economia, ed è intervenuto a proposito proprio dei risparmiatori. Parlando, appunto, ha detto: conosco la materia, mi avvarrò del dossier della commissione bicamerale sulle banche, poi c'è un decreto del governo Gentiloni che vedremo come convertire, facendo riferimento al famoso decreto, il decreto Baretta, diciamo, tra virgolette. No? Baretta si limitava ad alcuni milioni di euro, qui parliamo invece infatti, di miliardi di euro che sono stati truffati ai veneti in particolare. Certo, appunto Bitonci dice: vedremo come convertire questo decreto, sentiamo il peso della responsabilità che ci arriva dal territorio, dovremo trovare le risorse, dice, per incrementare il fondo di ristoro dei risparmiatori appunto truffati. Gli speculatori non avranno un euro, dice, ma chi ha perso tutti i soldi perché gli è stata spiegata una cosa che non era vero potrà ottenere giustizia e un rimborso completo. Ecco, a proposito di questo, noi ci ripromettiamo di incontrare al più presto il sottosegretario Bitonci per farci raccontare un po' quella che è la sua idea. Ecco, tra l'altro ha anticipato in parte anche quello che appunto per i rimborsi dice: la formula non è ancora stata delineata, penso che la strada del rimborso fiscale sia quella maestra da seguire. Dopo insomma sentiremo Bitonci cosa ci Certamente, quindi diamo appuntamento per questo problema, certo, la prossima settimana parleremo anche delle banche. Certo, bene, grazie al professore De Riu per essere stati con noi. Adesso andiamo alla sigla, poi un breve break pubblicitario, ma torniamo a parlare questa volta dell'autonomia del Veneto, e questa è stata una settimana veramente importante. A tra poco. Bene, grazie. A lei.